Cluster a Isola Verde di Chioggia. Nel campus 14 le persone risultate positive al Covid. Si tratta di 10 bambini e 4 adulti, dei quali 3 animatori e un operatore. Non si esclude possa trattarsi anche di un genitore dei bimbi. Tutte persone residenti fuori dalla provincia del Veneziano, con 5 bimbi risultati positivi alla variante Delta del Covid e appartenenti alle 2 ULSS del Padovano. Si sono positivizzati 5 ragazzini residenti a Padova su un totale di 10 in isolamento, lì sia a causa della variante Delta, e quindi su questi si sta, come del resto anche sul condominio, si sta procedendo con il tracciamento da parte del Dipartimento di Prevenzione. Per i restanti 9 positivi del Vicentino e dell'area del Rodigino si attendono gli esiti delle tipizzazioni, cioè della verifica sui tamponi positivi dell'eventuale variante da parte delle rispettive ULSS di appartenenza. Il fatto è risalente alla fine della scorsa settimana, con l'indagine del primo caso risalente appunto alla fine dello scorso weekend. A dirlo l'indagine epidemiologica della ULSS 3 Serenissima, che nei giorni scorsi ha proceduto ad una rigorosa verifica epidemiologica. Sono una cinquantina i tamponi eseguiti. L'indagine ha infatti inteso verificare in modo diffuso il possibile contagio sia sui contatti stretti sia che sulla cerchia allargata delle persone che hanno avuto contatti con il caso iniziale. Le 14 persone risultate positive, ripetiamo tutte non residenti nella ULSS 3 Serenissima, collegate alle attività del centro estivo in gran parte minori del Rugby Camp. I soggetti positivi già rientrati nei territori di residenza sono stati sottoposti ad isolamento. Ai soggetti che risultano essere stati contatti stretti è stata imposta la consueta quarantena. I tamponi positivi raccolti con l'indagine epidemiologica sono stati inviati ai laboratori di competenza per verificare la presenza di varianti particolari del virus. L'ULSS 3 Serenissima prosegue ogni necessario monitoraggio sul luogo in cui è stato identificato il contagio.